Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torna l'informazione su friulitv.net con il nostro speciale, abbiamo già l'ospite collegata, poi vi parleremo al termine dell'intervento con l'ospite, vi daremo alcune notizie di cronaca che ci sono appena giunte in redazione, vedete infatti un fondo molto particolare che dopo vi spiegheremo il perché di questo fondo, perché è stata sgominata una banda a Udine e dunque di conseguenza ci sarà un servizio di cronaca, ma ripeto, a seguire dopo aver parlato con l'ospite. Il bello della diretta, come si dice in questi casi, è questo. Io intanto saluto Monica Dresic, collegata con noi da Premariaco, per parlare di iniziative, no, assessore legate all'ambiente, perché ci sarà innanzitutto il fine settimana, domenica in particolare, un'importante iniziativa sul fiume Natisone nel tratto di Orsaria, e poi parleremo di altre cose sempre inerenti al suo dicastero. Innanzitutto buongiorno e ben ritrovata sulle onde di friulitv.net. Grazie Omar, grazie dell'invito, un saluto a tutti quanti. Sì, esattamente, domenica 30 maggio praticamente organizziamo questa iniziativa che si svolgerà dalle 10 alle 12 lungo le strade che costeggiano il Natisone, e non solo, diciamo, per i più esperti potranno andare anche lungo le sponde, o diversamente, visto che negli ultimi giorni ha piovuto molto e c'è tanta erba alta, diciamo, abbiamo deciso anche di aprire la zona, e magari i cittadini che sanno in cui ci sono maggiori criticità di rifiuti abbandonati potranno recarsi anche in questi luoghi a raccogliere i rifiuti. Ecco, praticamente noi abbiamo deciso, questa iniziativa è nata dall'amministrazione comunale, ma anche in collaborazione delle associazioni Fly Club Natisone, del Fare Verde FVG e dell'Azzurra Calcio di Orsaria, che diciamo sono state le prime insomma, a contattare l'amministrazione comunale per organizzare una giornata ambientale. Ecco, la cosa importante, mi permetta, Assessore, da sottolineare come la comunità di Premariaco ha risposto subito presente, no? Nel senso che non solo un'associazione esterna magari dedicata al discorso della raccolta come Fare Verde in questo caso, ma le stesse associazioni del territorio hanno subito risposto positivamente, no, all'iniziativa. Esattamente, infatti ufficialmente sul volantino troviamo associazione Fly Club Natisone e l'Azzurra Calcio, però poi successivamente anche altre associazioni del territorio mi stanno inviando le adesioni per partecipare. Domenica, infatti, diciamo fino adesso abbiamo raccolto un buon numero di persone, potrei azzardare dai 50 a 60 persone, insomma, hanno aderito, e di questo siamo contenti. Diciamo anche l'istituto scolastico ha collaborato per dare ampio risalto all'evento. Infatti ci aspettiamo appunto che si presentino le famiglie con i più piccoli, perché siamo convinti, diciamo, che questi progetti possano contribuire a sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto le nuove generazioni più piccoli, ad una maggiore responsabilità e rispetto ambientale, nonché un senso civico anche per una buona condotta, un governo del territorio. Ecco,
tra virgolette, speriamo di non trovare tantissimi rifiuti, a dimostrazione che insomma a Premariaco già esiste, diciamo, questo senso, il senso civico. Il senso civico. Il Natisone, diciamo, ha delle criticità nella zona Primariaco Beach, dove d'estate insomma arrivano anche tante persone da fuori comune e molte volte abbandonano i rifiuti e questo è un lato che stiamo valutando di migliorare, ecco, in futuro. Certo. Senta Assessore, la zona che sarà, diciamo così, per i non addetti ai lavori e per chi non conosce bene il territorio, la zona che sarà coinvolta in questa iniziativa di domenica è concentrata nell'area di Orsaria, che punto per la precisione? Allora, noi partiamo appunto, il punto di ritrovo è il Palazzo delle Associazioni di Orsaria, dopodiché diciamo il punto di partenza è il ponte, quello che collega Leproso e Orsaria, diciamo alla Fly Club Natisone. Loro si sono riservati la zona a monte e a valle di questo ponte, 500 metri, perché loro appunto sono più esperti, vogliono proprio pulire le sponde. Da lì poi insomma ci sposteremo in base al numero delle presenze più a valle o più a monte, costeggiando diciamo la strada e diciamo anche la zona dietro il campo sportivo di Orsaria, che comunque porta verso il Natisone. Però come anticipato, Paderno, tanto per essere chiari. Esatto. Poi arriviamo insomma anche verso il Ponte Romano e poi proseguiamo anche verso Firmano, ma dipende poi concretamente quante persone si presenteranno domenica, ecco. Abbiamo le previsioni del tempo non dovrebbero, diciamo così, minacciare pioggia, almeno questo è quello che sembra dal meteo. Questo anche dà il vantaggio che in teoria nel frattempo le acque torbide del Natisone, dopo le piene degli ultimi giorni, dovrebbero essere in teoria rilassate e dunque di conseguenza si dovrebbe svolgere nella massima sicurezza, no? Speriamo, infatti ieri sera abbiamo fatto riunione per decidere se confermare l'evento o posticiparlo alla domenica successiva, però diciamo che da mercoledì insomma il tempo è abbastanza migliorato, tranne il temporale di ieri sera, però abbiamo deciso lo facciamo perché altrimenti la prossima settimana potremmo avere lo stesso problema di incertezza del tutto. E se posso anche magari spiegare come si svolgerà nel pratico la partecipazione. Quindi il punto di partenza è il giardino del Palazzo delle Associazioni, lì allestiamo un gazebo con un tavolino, tutti i partecipanti devono compilare una liberatoria. E dopodiché i volontari consegneranno un kit e il kit è composto dal sacco arancione per la raccolta dell'indifferenziata, il sacco invece azzurro per la raccolta della plastica e dei metalli, poi verrà consegnata anche una pinza per raccogliere i rifiuti e basta. Poi si raccomanda ovviamente per i più piccoli ci sono anche delle pettorine che consegneremo e invece si raccomanda un abbigliamento comodo e soprattutto anche le calzature, se vengono indossati dei scarponcini meglio. E dopodiché, quando vengono raccolti insomma nei sacchi, già facendo questa differenziata iniziale, cioè divisione tra secco, tra indifferenziata, e plastica e metallo, i sacchi vengono lasciati lungo il percorso. E dopodiché il nostro dipendente comunale passerà col camioncino a raccogliere e verranno poi conferiti tutti in ecopiazzola, che straordinariamente rimarrà aperta appunto dalle 11:30 fino alle 13:30 di domenica, che a T2000 appunto ha dato la disponibilità
anche se abbiamo diritto una volta all'anno a un'apertura sì, straordinaria. Invece se vengono trovati, diciamo, rifiuti speciali, quelli devono assolutamente essere conferiti nel cortile del magazzino comunale e poi provvederà a T2000 a distribuirli, ecco, a destinarli correttamente in discarica, insomma. Certo. Senta, Assessore, approfittiamo della sua presenza anche per fare un veloce punto della situazione per quanto riguarda il recupero, no, di alcuni siti del territorio comunale di Premariaco, una volta famosi per le cosiddette discariche, no, presenti sul territorio. So che state lavorando per riqualificare il territorio. Esattamente, questo diciamo è un grande problema che riguarda appunto il referato dell'ambiente nel nostro territorio comunale, è un problema che ci stiamo portando avanti da oltre 30 anni e siamo arrivati al punto in cui appunto è necessaria la messa in sicurezza permanente delle ex discariche Cecutti ed Aspica. La Regione, visto che non ha avuto la possibilità di accertare i responsabili della contaminazione, praticamente ha comunicato al comune di Premariaco la competenza in qualità di soggetto sostituto per l'esecuzione appunto di questa attività di bonifica. Quindi da quando siamo arrivati noi, che come ben sai siamo un'amministrazione nuova da settembre 2020, gli step insomma, sono stati i seguenti, cioè il comune di Premariaco in accordo con la regione ha redatto un progetto di fattibilità intanto per la messa in sicurezza. Questo progetto prevede un capping superficiale sull'intero sedime delle discariche Cecuti ed Aspica e poi è stato proposto anche la stima in base insomma, ai costi e anche ai benefici e l'eventuale barrieramento del corpo dei rifiuti, oltre alla realizzazione di un impianto TAF che sarebbe di depurazione lenta della falda. Questo progetto di fattibilità è stato affidato ad uno studio di architettura e ingegneria che è del Trentino Alto Adige, si chiama ISER SRL, e esattamente il 18 gennaio è stata trasmessa in regione il progetto. A febbraio circa abbiamo avuto, il 22 febbraio abbiamo avuto una conferenza dei servizi, è stata convocata in cui appunto gli ingegneri hanno spiegato questo progetto di fattibilità ai funzionari regionali che ci stanno insomma seguendo nella messa in sicurezza e praticamente hanno accolto favorevolmente il progetto però con la necessità di alcuni approfondimenti che riguardano il monitoraggio della falda, le modalità di realizzazione dei pozzi per la raccolta del percolato, la verifica dell'esistenza effettiva del biogas e anche se ci sono possibilità alternative per alleggerire il pacchetto del capping. Ecco, queste indagini attualmente, lo step attuale è quello che siamo in fase di indagini per poter poi definire il progetto definitivo. È un progetto che è stato diviso in 2 lotti, si partirà diciamo con lotto 1 che riguarda l'ex discarica Aspica e il quadro economico del progetto è abbastanza oneroso e stiamo parlando di 3.560.000 euro che fortunatamente hanno trovato copertura per 1.795.000 euro in un fondo nazionale
che è stato, cioè è stato approvato, diciamo, il 29 dicembre 2020. È una cosa nuova e che ingloba dentro questi siti orfani, ecco, un programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. Quindi per una parte avremo questi fondi a livello nazionale. La rimanente dovremo poi accedere a un finanziamento regionale. Se diciamo sono step lunghi, non è che da un giorno all'altro si riesca cioè riusciamo a realizzare, quindi ci sono vari passaggi, è una cosa molto articolata, anche perché dovremo lavorare anche coordinandoci con la chiusura che sta già in itinere, che è già avviata per quanto riguarda la Prefir. Ecco, quindi questo è, diciamo, la situazione, l'aggiornamento attuale della situazione delle discariche. Certo. Bene, io direi, Assessore, che nella sua presentazione era un po' preoccupata all'inizio perché mi ha detto guarda che io non parlo, sono timida davanti alle telecamere, mi sembra che è andata più che bene. Insomma, in un quarto d'ora ha specificato non solo, ripetiamo, l'iniziativa di domenica, ma anche quello che è il recupero, insomma, ambientale, in particolare con l'annoso problema che da tanti anni, insomma, penso parliamo di 50 anni forse per quanto riguarda le discariche a Premariacono, in particolare nell'area nord-est del comune, quello che va da Iplis verso il confine con Cividale, la cosiddetta zona di Firmano. Almeno io da quando ero piccolo che sentivo parlare di queste discariche, dunque c'era ancora la TV in bianco e nero all'epoca, il colore sarebbe arrivato un anno dopo in Italia, ufficialmente, e dunque è tanti anni, no, che va avanti questo annoso problema e ci si augura, insomma, che chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, nessuno può pretendere che in 2 giorni si risolva tutto, però quello che conta è che l'amministrazione comunale continui a portare avanti quello che è il progetto di riqualificazione del territorio, ritornando, tra parentesi, a restituire all'ambiente quello che era l'ambiente. Ecco, prima che l'uomo ci mettesse in mano, in un certo senso. Certo. Bene, io so che lei ha degli impegni di lavoro, la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro buona giornata e grazie per l'intervento. Grazie tante Omar e aspettiamo una folta partecipazione a domenica. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie all'assessore Dresic che salutiamo e lasciamo tranquillamente libera per quanto riguarda il suo lavoro. Vi dicevo in apertura che abbiamo anche la cronaca e allora andiamo a vedere quello che è capitato in quel di Udine, per la precisione quest'oggi, perché la cronaca non si ferma mai, la foto già dice tutto, perché ieri sera gli agenti, anzi la sera del 20 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato, della Questura, hanno arrestato 2 pakistani. I poliziotti presso la stazione ferroviaria hanno controllato 2 cittadini stranieri che alle domande dei primi circa generalità e motivo del soggiorno nel capoluogo friulano rispondevano in modo vago e contraddittorio. Dagli accertamenti, uno dei 2, 39enne, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, risultava destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso nell'agosto scorso dalle autorità pakistane ai fini estradizionali, perché condannato all'ergastolo per un omicidio commesso in patria nel 2018. I poliziotti comunque decidevano di approfondire i controlli anche sull'altro connazionale, 21enne, titolare di protezione internazionale, e appuravano che il primo, in un appartamento della zona, all'interno del quale i 2 tenevano i documenti comprovanti i rispettivi titoli di soggiorno. Morale della favola, nel continuo controllo dell'abitazione, la polizia si accorgeva della presenza di un pezzetto di hashish sul cuscino posto sul letto occupato esclusivamente dal più giovane e sotto questo un bilancino di precisione e altri 3 pezzetti di sostanza stupefacente per un totale di 19 grammi. In considerazione di ciò, gli operatori procedevano alla perquisizione, durante la quale lo stesso straniero consegnava loro 3 panetti di hashish di circa un etto cada uno,
più 1 migliaio di euro suddivisi in banconote di diversi tagli su cui possesso e provenienza non sapeva fornire alcuna valida giustificazione, essendo privo di qualsiasi forma lecita di reddito o sostentamento. Nel complesso venivano sequestrati a suo carico 322 grammi di hashish e 1240 euro provento della cessione di stupefacente. Il pakistano di 21 anni veniva arrestato per detenzione illecita di stupefacente e collocato nel carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP, sussistendone le esigenze cautelari, a lui disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Verificate con esattezza le sue generalità e il passaporto, presso lo stesso carcere veniva collocato anche il connazionale di 39 anni in vista della prossima estradizione. Bene, direbbe qualcuno. Ecco, beati loro, insomma. Non è facile avere contanti in questo periodo, perché sapete che è molto difficile con i bancomat avere i contanti, però vediamo, insomma, che il denaro gira, insomma, è un buon segno, vuol dire che l'economia è in ripresa. Ecco, guardiamo questo lato positivo. Poi magari ci vengono a rompere le scatole per altre cose, no? Magari perché hai 500 euro in tasca, da dove tirati fuori? Il mio conto corrente. No, non si può. Vabbè. Il bello dell'Italia, no? Dove tutto è possibile e niente impossibile. È importante che insomma facciamo girare il denaro e contenti loro con tanti saluti. Sono le 13:20 per chi ci guarda in rigorosa diretta, e dunque un cordiale saluto a tutti voi. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione intorno alle 15 per quanto riguarda il discorso del mercato immobiliare in Friuli, Venezia, Giulia. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, anche se oggi siamo di Cada al Taiamen, di Cadeaghe, mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.